TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Venezia ha individuato e fermato un tassista abusivo che avrebbe utilizzato l'auto come taxi senza avere la licenza. In particolare gli agenti della Polfer sono intervenuti nei pressi della stazione di Venezia Mestre per la segnalazione di un soggetto che effettuava abusivamente l'attività usando la propria autovettura privata. L'uomo, fermato per un controllo, è stato colto nell'atto di far salire a bordo della propria auto alcuni turisti. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed è stata ritirata la patente di guida dell'autista. Nei giorni seguenti l'uomo è stato nuovamente individuato dai poliziotti nei pressi della stazione, mentre con la medesima autovettura sarebbe stato intento a offrire il servizio taxi ad alcuni turisti. Fermato dagli agenti, al tassista abusivo è stato confiscato il veicolo ed elevate sanzioni per un totale di 25.000 euro. Ancora cronaca. Il ritardo nella consegna di una merce è umano, per così dire, ma come sempre perseverare nello stesso errore può risultare diabolico, soprattutto se per questo disservizio si costringe una cliente invalida al 100% a dormire da metà agosto sul divano di casa, invece che in un letto speciale, quello appunto ordinato ma di fatto non ancora montato. La vicenda coinvolge una signora pensionata 71enne residente a Mestre e un'azienda molto conosciuta anche a livello mediatico grazie alla pubblicità in TV. La donna si è rivolta all'Adico, il cui presidente Carlo Garoffolini spiega: tramite il nostro ufficio legale stiamo intervenendo per sbloccare la situazione. Ci lascia perplessi il fatto che ad oggi la nostra iscritta sia ancora costretta a dormire sul divano perché testimonia un sostanziale disinteresse per la sua condizione e per le sue indubbie necessità. Cambiamo argomento. La città metropolitana di Venezia comunica che è stata emessa un'ordinanza che prevede da questa sera, giovedì 31 ottobre, dalle ore 20 e fino a mezzanotte di domenica 3 novembre, la chiusura al traffico lungo la strada provinciale 81 Spinea-Marghera tra i comuni di Mirano e di Spinea per dei lavori di consolidamento delle banchine. Le deviazioni previste dirotteranno il traffico lungo la strada provinciale 27 e la strada provinciale 32. Verrà garantito l'accesso al tratto interessato dai lavori ai frontisti, ai mezzi di soccorso, al trasporto pubblico locale, agli utenti delle attività commerciali e all'ecocentro. E nel frattempo i lavori iniziati lo scorso 26 agosto per il risanamento conservativo e consolidamento statico del ponte lungo la strada provinciale 59 San Stino di Livenza Caorle, che attraversa il canale Riello, prevedono la proroga del senso unico alternato istituito e regolato da semaforo sino al 20 dicembre 2024. In questo modo l'interdizione al traffico, inizialmente prevista e concordata con i comuni interessati di Caorle e San Stino di Livenza dal 4 novembre al 18 dicembre, non verrà adottata. Una scelta che la città metropolitana di Venezia ha ritenuto indispensabile rivalutare per ridurre al minimo i disagi per residenti e pendolari e per consentire intervento da parte della società Italgas sul ponte a Porto Santa Margherita lungo la strada provinciale 54 San Donà di Piave Caorle nel medesimo periodo. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.